La Slovenia progetta di raddoppiare la centrale nucleare di Krško, un impianto che si trova a 130 km dal confine italiano. Le forze armate russe, alla presenza di Vladimir Putin, hanno organizzato grandi manovre per mostrare nuove armi al mondo. Il leader dei popolari Sebastian Kurz vince le elezioni parlamentari in Austria sull'onda creata da Greta, affermazione dei Verdi. Lo scrittore serbo Velikić, tra politica e arte, racconta vizi e virtù dell'umanità che vive nello spazio tra il Danubio e l'Adriatico. La sofferenza dei credenti nell'Albania comunista, ma anche quella dei deportati nei campi nazisti, ricordata in un concerto a Bari. Il boiler. I tecnici e gli operai della centrale nucleare di Krško chiamano così la grande cupola di cemento e acciaio che racchiude il reattore atomico. Una costruzione che domina tutta la vallata del fiume Sava. L'impianto nucleare di Krško in linea d'aria si trova a soli 130 km da Trieste. In questi giorni il reattore è stato spento. Sarà riattivato a fine mese, dopo che i tecnici avranno sostituito le barre di uranio, oramai esauste, contenute nelle vasche del reattore con un nuovo carburante. Saranno effettuate anche tutte le operazioni di revisione degli impianti. La decisione di costruire Krško fu presa personalmente dal presidente jugoslavo Josip Broz Tito. La prima pietra fu posata nel 1974. La centrale iniziò a produrre elettricità 10 anni dopo. L'impianto oggi è una comproprietà sloveno-croata. Gorazd Pfeiffer è l'ingegnere responsabile del sito. La capacità produttiva della nostra centrale è importante. All'anno produciamo circa 6 terawattora di energia. In uscita forniamo circa 700 megawatt di elettricità. La centrale atomica di Krško fornisce la metà dell'elettricità consumata in Slovenia, un paese di circa 2 milioni di abitanti. Il progetto iniziale prevedeva un periodo operativo di 40 anni. Nel tempo, però, abbiamo costantemente modernizzato e migliorato gli impianti, tanto da allungare la vita operativa a 60 anni. La legge slovena, recependo indicazioni internazionali, prevede che ogni 10 anni venga fatto un controllo generale sulla sicurezza e in base a queste ispezioni facciamo le modifiche necessarie. Il prossimo controllo è previsto per il 2023. La tecnologia usata è americana. Il progetto è stato realizzato dalla Westinghouse. Anche tutti gli altri impianti, inclusi quelli di sicurezza, sono prodotti in Occidente. Dopo Chernobyl e Fukushima la sicurezza è un'ossessione. L'aspetto tecnico è sottoposto a controlli internazionali. La cupola di cemento e acciaio è stata progettata per resistere all'urto di un aereo, ma dopo il crollo delle torri gemelle l'impianto è stato circondato da una miriade di idranti per impedire incendi e un collasso della costruzione a causa del calore. Per garantire più sicurezza, la centrale assume solo persone che vivono nelle vicinanze di Krško. L'esperienza internazionale ci ha dettato questa politica occupazionale. È un aspetto della cosiddetta sicurezza passiva. Se le nostre famiglie abitano nelle vicinanze della centrale, è naturale che da parte nostra ci sia più impegno, più attenzione per l'ambiente dove viviamo. L'area del reattore non è collegata ad internet, non sono ammessi cellulari. Abbiamo assunto un atteggiamento prudente. Per motivi di sicurezza cibernetica non abbiamo digitalizzato la parte nucleare della centrale. Se in futuro ci saranno le condizioni, forse lo faremo. Per ora abbiamo deciso di non farlo. Il settore nucleare della centrale non è collegato in nessun modo al web. È completamente isolato dalla rete. Il premier sloveno Marjan Šarec recentemente ha proposto di costruire un secondo reattore a Krško. A favore del raddoppio gli industriali, contrari gli ambientalisti, che ricordano come Krško è al centro di un'area ad alto rischio sismico. Nella costruzione del nuovo magazzino bunker per le scorie radioattive, decisa dopo gli sversamenti radioattivi di Fukushima, è impegnata anche l'italiana Ansaldo.
Il comandante in capo, Vladimir Putin, non ha voluto mancare. Anche quest'anno ha assistito in prima persona alle grandi manovre organizzate dalle forze armate russe. Battaglie nel cuore della taiga siberiana, sui mari interni, tra le vette dell'Asia centrale e nelle steppe al confine con il Kazakistan. Come nel poligono di Donguz, regione di Orenburg, dove il capo del Cremlino ha dato il via all'atto finale delle esercitazioni militari 100-2019. La mobilitazione è impressionante, 128.000 soldati, 20.000 mezzi terrestri, le navi della flotta del Mar Caspio e poi 600 tra aerei ed elicotteri da combattimento. Per il secondo anno consecutivo partecipano anche contingenti stranieri, di nuovo i cinesi a riprova di un nuovo asse geopolitico sempre più strategico, ma anche indiani e pakistani, qui nonostante la crisi del Kashmir, e poi kazaki, kirghisi, uzbeki e tagiki. Operazioni su una scala così vasta da preoccupare l'Occidente. È stato il capo di Stato Maggiore americano, il generale Joseph Dunford, a lanciare l'allarme. Si starebbe riducendo la superiorità militare della NATO su una Russia definita in ripresa. In Occidente è ormai un classico dire che ogni esercitazione russa prepari un'aggressione. Fa parte della guerra di propaganda condotta attraverso i mass media, ma in realtà non è così. Lo scopo principale di queste grandi manovre è verificare l'efficienza delle nostre forze armate, lo stato dei mezzi tecnici, la logistica e le capacità di reazione e coordinamento delle strutture di comando. Un controllo periodico che, grazie alla partecipazione di contingenti stranieri, diventa anche un'occasione per tessere importanti relazioni diplomatiche. Con la Cina è ormai stata avviata una partnership strategica che ha già previsto anche altre operazioni congiunte. L'India ha una lunga storia di collaborazione con la Russia, ma l'aspetto più interessante di quest'anno è la partecipazione dei pakistani. I loro rapporti con gli Stati Uniti sono peggiorati notevolmente negli ultimi anni e adesso ambiscono a fare un salto di qualità nelle relazioni, anche militari, con il Cremlino. Operazioni difensive, secondo il ministro della difesa Shoigu, ma l'ultima volta che esercitazioni su vasta scala interessarono le regioni centrali della Russia era il 2015 e pochi giorni dopo Mosca intervenne militarmente in Siria. Non credo ci sia un collegamento. La Russia decise di partecipare alla campagna antiterroristica in Siria perché Damasco stava per cadere e a quel punto non c'era più tempo da perdere. Bisognava intervenire per fermare i jihadisti. Missione compiuta, ma resta il pericolo dei foreign fighter. Migliaia di combattenti del sedicente Stato islamico provenivano dalla Russia, soprattutto dalla Cecenia o dalle repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale, a maggioranza musulmane. In quei paesi la situazione politica è instabile e l'economia è in difficoltà. Così è facile per gli estremisti fare proseliti rivolgendosi alle masse di poveri e giovani senza lavoro. Per fermarli bisogna lavorare a livello economico oltre che militare. Per contrastare la minaccia islamista, tra le montagne del Tagikistan, vicino al confine con l'Afghanistan, sono stati simulati e respinti attacchi da parte di gruppi terroristici. Le manovre sono anche un'opportunità per la Russia di mostrare in azione i pezzi pregiati della propria industria bellica. Pensa che la Russia possa considerare alcuni suoi armamenti come i migliori al mondo? Come patriota le risponderei di sì, ma in qualità di esperto militare mi limito a far notare il più grande vantaggio degli armamenti russi, il rapporto qualità-prezzo, perché i nostri costi di produzione sono più bassi di quelli americani, francesi o anche italiani. Senza dubbi possiamo vantare alcune eccellenze, come i caccia Sukhoi 35 e i sistemi missilistici di difesa aerea S-400. Non a caso i cinesi sono stati i primi ad accaparrarseli. Tanto efficaci che li ha comprati anche la Turchia, paese NATO che li ha preferiti ai Patriot americani, facendo infuriare Trump. Putin li ha proposti perfino all'Arabia Saudita, altro tradizionale alleato degli Stati Uniti. Così, ha dichiarato il presidente russo allo stesso tavolo dell'iraniano Rouhani, potrebbero smetterla di preoccuparsi degli attacchi dal cielo. Dalle urne in Austria è uscita una netta preferenza per le politiche dei popolari del giovane Sebastian Kurz, che con il 38% dei consensi è sì primo partito, ma non ha sufficienti voti per controllare il Parlamento. Il giovane leader, che vuole mantenere le frontiere chiuse agli immigrati che nel suo paese rappresentano il 22% della popolazione, esige il massimo rigore dei conti in Europa e deve ora bene calcolare con chi coalizzarsi. I suoi ex alleati, i populisti, dopo lo scandalo di Ibiza, hanno perso consensi fermandosi al 17%. Più che di estrema destra parlerei di estrema incompetenza.
La caduta del governo precedente è stata provocata da episodi incredibili. Ma c'è stato un travaso di voti, quindi? Lo chiediamo a Paolo Rondo Broveto, professore di pubblica amministrazione all'Università di Klagenfurt e analista della politica austriaca. C'è stato un trasferimento di voti molto significativo dalla cosiddetta estrema destra al Partito Popolare e un trasferimento altrettanto significativo dall'estrema destra all'astensione. Le classi sociali operaie e tutte le persone con un grado di istruzione non elevato in gran parte si sono trasferite già da qualche tempo al partito liberale cosiddetto di estrema destra. I socialdemocratici, pur essendo il secondo partito, non hanno superato il 22% dei voti, percentuale storicamente bassa. Pare quindi che non abbiano più appeal. Il Partito Socialdemocratico, partito tradizionale con di grande peso, di grande forza politica e di grande presenza nelle istituzioni, ha perso molti voti che sono andati quasi completamente a favore dei Verdi, che a mio parere hanno anche beneficiato non poco dalle intense discussioni degli ultimi mesi sulle questioni dell'ambiente e dell'ecologia. Se avessero votato solo le persone con meno di 30 anni, la maggioranza relativa sarebbe andata ai Verdi. Parte di questo elettorato under 30 è composto anche da sedicenni. Che cosa ne pensano i cittadini dell'abbassamento dell'età del diritto di voto? Perché no? Trovo che le persone a 16 anni siano già maturi a sufficienza per poter decidere e votare. È un'età in cui i ragazzi si stanno ancora formando e maturando. Credo che forse il 40-50% dei sedicenni non sia ancora maturo per esprimere un voto. Non mi sono mai posta il problema se fosse giusto o sbagliato. Io ho 17 anni, lavoro e so quello che voglio, quindi trovo giusto poter votare. Si vota già a 16 anni. Come è nata la scelta di dare il voto ai ragazzi di 16 anni e che tipo di elettorato rappresentano? È stata un'idea del vecchio governatore della Carinzia, il famoso Jörg Haider, quando all'inizio degli anni 2000 lui faceva parte del governo, aveva posto questa riforma come condizione della collaborazione fra i partiti di governo, proprio per il motivo che gli elettori e le elettrici del partito liberale di estrema destra in media sono giovanissimi. Dragan Velikić è uno dei più importanti scrittori della Serbia, un personaggio a cui però l'ambiente culturale di Belgrado è sempre stato stretto. La scrittura di Velikić, nel bene e nel male, è figlia della disgregazione jugoslava. Il suo opporsi negli anni 90 alla vulgata nazionalista di Milošević lo ha addirittura costretto all'esilio. Tradotto anche in italiano, Velikić è diventato il cantore di un mondo che non esiste più e di un'umanità che non capisce ancora in che cosa si sta trasformando. Ma come definire questo opus letterario? Lo definirei con i territori dove ho vissuto. È una strana forma geometrica le cui linee sono determinate dalle città dove ho vissuto. Belgrado, Pola, Trieste, Vienna, Budapest. L'area della Mitteleuropa non è soltanto lo spazio dei miei romanzi, ma è il luogo che ha coltivato anche gli scrittori a cui mi ispiro. Svevo, Musil, Danilo Kiš, Andrić. Sono un lettore appassionato, potrei vivere senza scrivere, ma non potrei vivere senza leggere questi autori. Culturalmente, che cosa definisce questa sua Mitteleuropa? Questo è uno spazio dove in ogni tempo una massa critica di persone difendeva delle regole, un ordine. Per capirsi, l'ordine è necessario, ma quando di ordine ne abbiamo troppo, ci ritroviamo nel caos. Il fascismo nasce dal troppo ordine, però in questo contesto di ricerca dell'ordine nella Mitteleuropa il pronome io non viene mai cancellato dal noi, il noi delle identità, e questo conflitto genera una ridondanza di letteratura.
Lei è stato politicamente attivo, è stato anche ambasciatore serbo a Vienna. Il suo intervento in politica è legato a Zoran Đinđić, il premier serbo che dopo la caduta di Milošević voleva modernizzare e democratizzare la Serbia e che invece è stato ucciso a fucilate in un attentato nel 2003 da un sicario della mafia e dei servizi segreti serbi. Đinđić è stato un politico, da noi forse il primo politico dopo Tito ad avere un progetto, una visione per il futuro. Dopo la guerra, dopo i crimini di Milošević, Đinđić era una speranza, soprattutto per i giovani. Quando fu assassinato scrissi che la Serbia aveva iniziato un lungo viaggio nelle tenebre. E queste tenebre sono sempre più buie. Questa notte non sembra avere fine. Ma il sole quando risorgerà in Serbia? Per natura sono ottimista, ma non sono stupido. Purtroppo l'Occidente sostiene il regime del presidente Aleksandar Vučić, perché sono convinti che Vučić troverà un compromesso per il Kosovo. Lui questo non lo farà mai. Ci sarà una nuova guerra tra Serbia e Kosovo? No, non ci sono le forze per una nuova guerra. Purtroppo riguardo al Kosovo ho l'impressione che sia alla Russia sia all'Europa sia agli Stati Uniti faccia comodo questa situazione indefinita. Nei Balcani questi governi nazionalisti continuano a produrre tensione e in questo garantiscono gli uni agli altri la propria sopravvivenza. La reciproca produzione di nazionalismo consente a queste persone di rimanere al potere. Održavaju u aktuelnosti i u snazi. Ripensare la cultura della tolleranza, l'integrazione europea dopo la caduta del muro di Berlino, questo è il titolo della scuola estiva organizzata a Sarajevo dall'Università Milano Bicocca, in collaborazione con le università di Sarajevo e Sarajevo Est. Studenti e dottorandi provenienti da più di 20 paesi, alcuni dei quali recentemente hanno subito guerre e hanno dibattuto su come aiutare le comunità a superare i traumi dei conflitti e come gestire nuove sfide, in primis i movimenti migratori. In cattedra docenti degli Atenei di Zagabria, Belgrado, Mostar, Trieste e Udine. Anima della scuola la sociologa Tatjana Sekulic. L'iniziativa è stata sostenuta anche dall'ambasciata italiana in Bosnia e Erzegovina. Oltre 50 anni di repressione durissima a partire dall'inverno del 45 con la recrudescenza degli anni 60 e 70, quando l'ateismo entrò nella Costituzione albanese e avere un Vangelo in casa poteva costare fino a 10 anni di prigione. Le sofferenze dei martiri cristiani albanesi durante il regime di Enver Hoxha ebbero il loro culmine a Scutari, dove era più numerosa la presenza della comunità cristiana. In questo convento francescano la Segurimi rinchiuse e uccise molti dei 38 martiri fatti beati nel 2016 da Papa Francesco. Ai prigionieri, spesso legati col filo di ferro, venivano rotti gli arti o applicata la tortura elettrica. Il suono del tamburo ricalca i passi dei soldati romani in marcia nel Getsemani. È il primo movimento della Sofferenza degli Innocenti, l'opera sinfonica che racconta la sofferenza della Madonna ai piedi della croce. A comporla nel 2011 fu Chico Arguello, il fondatore del cammino neocatecumenale dedica ai martiri albanesi l'esecuzione al Palaflorio di Bari. Viva l'Albania! Sono circa 100 gli albanesi venuti per l'occasione in Puglia, fra loro c'era anche questa anziana donna, testimone oculare delle violenze del regime comunista. Giravano le case per cercare croci e quadri dei santi. Hanno trovato la mia croce e io sono scesa in strada per riprendermela. Mio zio era un sacerdote, l'hanno chiuso 21 giorni in una bara senza bere né mangiare. C'era solo un buco per farlo respirare, ma è sopravvissuto. Ozot non de, Dio ascoltaci, scrivevano i prigionieri cristiani ma anche musulmani sui muri del carcere di Scutari. Anche loro volevano sopravvivere, ma a decine oltrepassarono la cosiddetta cella d'aria, da dove si usciva per la tortura o per la fucilazione. È sopravvissuta invece un'altra donna dell'Est Europa, fu internata in un campo di concentramento nazista in Boemia, la mamma del maestro Tomasz Anus. È stato proprio lui il direttore dell'Opera Nazionale del Galles a dirigere la Sinfonia degli Innocenti a Bari. Mia mamma aveva 11 anni quando fu rinchiusa a Terezin, è sopravvissuta ma ha visto anche lei la sofferenza degli innocenti.
Internati con lei c'erano bambini piccolissimi. Questa sinfonia va eseguita per lei e per tutta l'umanità, per dire una cosa sola: fate attenzione.